Buonasera a tutti, superati i problemi logistici, ci siamo. Allora, per questa serata che credo insomma, sarà molto intensa, perché ho avuto il piacere di poter parlare con i nostri ospiti prima, ma soprattutto anche di leggere ciò che loro hanno scritto, una parte almeno di ciò che loro hanno scritto, perché la produzione è ampia e quindi è molto interessante il loro percorso, e che non è un percorso che è finito nei libri che ho visto anche fuori, ma che sta proseguendo, proprio perché i temi che affronteremo sono oserei dire un work in progress, no? Non c'è ancora una verità e ci sono diciamo delle ricerche che sono in corso che fanno evolvere il pensiero. Allora, quando ho letto Futuro senza plastica, questo titolo, questa sera vi devo confessare, e lo confesso anche ai miei ospiti, che il termine assertivo, perché futuro senza plastica è un'affermazione, mi sono chiesta se stessimo parlando di un'utopia o di una possibilità, anche se magari personalmente non la vedrò messa in pratica completamente. Allora, questo dubbio che avevo è in parte stato sciolto così dalla lettura dei contributi dei nostri ospiti, per un motivo soprattutto: hanno dimostrato che l'obiettivo di un futuro senza plastica è perseguibile, quantomeno. Lo hanno fatto non tanto a parole, sì, usando le parole, ma per raccontare gli elementi che lo renderebbero possibile. Innanzitutto hanno messo in evidenza molti comportamenti scorretti dell'uomo che generano rifiuti che sconvolgono ecosistemi, come per esempio quello marino, e i racconti di Danilo Zagaria sono particolarmente ficcanti ed efficaci. Penso, e lo dico solo, ma è un'anticipazione, alle reti da pesca che vengono lasciate in mare. Quindi sono comportamenti che potrebbero essere corretti. Inoltre, sempre nei loro contributi, elencano la molteplicità di azioni che possono essere attuate da parte dei singoli e della collettività, intesa anche come decisore politico, e dunque ci sono degli input concreti, non solo parole. A tutte queste motivazioni, per cui mi hanno fatto affrontare la serata come un problema che è possibile affrontare ad una meta che può essere perseguibile, si aggiunge anche una curiosità in cui sono incappata proprio in queste ore, perché ci sono le elezioni regionali a breve, lo sapete, in Friuli Venezia Giulia, e cominciano ad esserci i programmi politici che vengono così in queste ore presentati, anche se naturalmente non siamo ancora all'ufficialità. Ebbene, mi è capitato di leggere nel programma di un partito che fa parte di una coalizione che l'obiettivo è, per la prossima legislatura, di cominciare a incrementare l'economia circolare sempre più forte, nuove filiere produttive della raccolta differenziata del riciclo, per tendere ad un Friuli Venezia Giulia prima regione europea plastic free. Allora, farà parte della propaganda certamente, però è un tema che entra proprio ormai nel dibattito costante e quotidiano. Allora, tutto questo in premessa per dirvi che un futuro senza plastica entra nel novero di ciò che è possibile, e forse è anche un percorso che ci porterebbe a pensare a qualcosa di ulteriore, come ha fatto la dottoressa Nicoli, che dopo aver scritto quel testo che avete visto, Un futuro senza plastica, è andata oltre e dice un futuro senza rifiuti, no? Quindi anche questo obiettivo fa parte probabilmente di un percorso ancora più intenso e radicale. Allora, se tutto questo è la cornice, io vorrei fare innanzitutto ai nostri ospiti una prima domanda con una risposta sintetica, se possibile. Perché tanta avversità oggi per la plastica? E dal vostro punto di vista di studiosi e di divulgatori scientifici, realisticamente che tempi ci possono essere per un world plastic free, data anche la sensibilità montante a questo tema? Prego. Io inizio? Sì. Buonasera a tutti e a tutte. Bella domanda sicuramente, però secondo me il problema del plastic free è un problema mal posto. Si è
Pre-pandemia si parlava tanto di questo plastic free, perché la plastica è il problema più visibile. Noi normalmente siamo abituati a raccogliere i nostri rifiuti, metterli da parte, buttarli via il più presto possibile e ce ne dimentichiamo. La plastica ritorna indietro. Nel ritornare indietro è estremamente visibile, oltre al fatto che effettivamente crea degli enormi problemi negli ecosistemi, molto di più di un vetro abbandonato. Il problema però è l'abbandono della plastica, non è tanto la plastica in sé, o meglio, la plastica ha due problemi. Uno, che viene abbandonata nell'ambiente e non dovrebbe succedere. Due, che rilascia un sacco di micro e nanoplastiche, che non sappiamo ancora esattamente che effetto faranno su di noi. Per cui è un problema estremamente visibile e un problema estremamente invisibile. Però quello, dal mio punto di vista, il problema è molto più grande, è un problema dei rifiuti in generale. E un mondo senza plastica, senza rifiuti, attualmente è assolutamente inapplicabile. La plastica poi è stata anche ingiustamente demonizzata in questi ultimi anni, nel senso che io stessa non sarei qui a parlarvi senza la plastica, perché sono stata ricoverata alcune volte e senza la plastica non ci sarei. Santa plastica usa e getta negli ospedali e quindi quella deve rimanere. È più la cultura dell'usa e getta che dovrebbe cambiare, anche se anche quello è molto complicato. Devo essere sintetica? Ho chiuso. Lasciamogliela così. No, è stata molto sintetica anche perché ha introdotto moltissimi input ecco, che svilupperemo per dire, è un'attenzione particolare per dire anche come usiamo le parole e come dobbiamo entrare nei problemi, no? Quindi già grazie per questo input e che rivolgo naturalmente anche a Danilo Zagaria. Perché tanta avversità per la plastica? Leggendo quel che racconta dei mari, insomma, potrei anche capirlo, però la platea è interessante che lo capisca e dal suo punto di vista realisticamente che tempi comunque ci possono essere per una conversione, fino a che punto lo vedremo anche cammin facendo, di un mondo che fino adesso ha usato la plastica indiscriminatamente e ora deve fare i conti con gli aspetti non edificanti che questo uso comporta. Certo, innanzitutto buonasera, io sposo in pieno quello che ha appena detto Elisa Nicoli, ma aggiungo questo: oggi c'è tanta avversità per la plastica, ma perché si è cominciato con un grande amore per la plastica è stato uno dei materiali che ha plasmato il mondo dal secondo dopoguerra in avanti, durante quella che è stata chiamata, è stata definita da alcuni storici la grande accelerazione, cioè quel momento in cui il mondo si è ripreso da un periodo di catastrofe, lo ha ricostruito questo mondo e lo ha ricostruito anche grazie alla plastica. Quindi siamo figli di un mondo che è stato messo su mattone dopo mattone grazie alle plastiche. Poi in questi decenni, come ha detto Elisa Nicoli poco fa, si è capito qualcosa in più sulle plastiche, che non erano soltanto fantastiche. Ricordo che qualche tempo fa ho fatto un'intervista a una grande esperta di plastica francese che si chiama Nathalie Gontard, e lei al telefono è esplosa in una grande risata quando ho detto: perché c'è così tanta plastica oggi? E lei mi ha detto: perché la plastica è fantastica, è una grandissima cosa, non abbiamo a oggi un materiale così bello, così utilizzabile, così malleabile, no? Performante. Poi di plastica ne esistono tantissimi tipi, bisognerebbe sempre chiamarla al plurale, no? Le plastiche, ce ne sono tantissime. Però poi, come abbiamo detto, si è capito che queste plastiche hanno anche poi un lato oscuro, ecco, possiamo quasi chiamarlo così, no? Ci tornano indietro, come veniva giustamente detto poco fa. Ci tornano indietro, per esempio, sulle nostre spiagge, parlavamo di mare, no? Ci tornano indietro e le ritroviamo lì, soprattutto perché, per esempio, il Mediterraneo, il nostro mare, quello che noi chiamiamo il nostro mare, che se non è nostro, ha la tendenza proprio a ributtare i rifiuti sulle spiagge, molto più di quanto succede altrove. Quindi noi li vediamo questi rifiuti, anche se in un certo senso, proprio come è stato detto poco fa, sono quasi invisibili, no? Quindi c'è un grande impatto, e credo che ne parleremo poi anche dopo, sui mari da parte di questi oggetti, che poi sono oggetti che si frammentano, che si distruggono lentissimamente e si riducono quindi a frammenti invisibili, quindi sono anche molto difficili da vedere. Tanta avversione per la plastica,
come facciamo ad arrivare a un mondo senza plastica, che è appunto un'utopia, no? Arrivare a un mondo senza plastica, ma possiamo fare quella che ormai oggi è una parola d'ordine, no? In qualsiasi ambito in cui si parla di ambiente, no? Una transizione, alla fine anche qui si parla di transizione, no? Quello che è un cambiamento lento nel corso degli anni, perché non sarà di certo rapido. Faccio un esempio: la direttiva europea sulla plastica monouso, che è una delle peggiori, perché è l'usa e getta, no? Che io prendo, uso e butto, è stata concepita in realtà nel 2018. L'Italia l'ha portata in una direttiva entrata in vigore a gennaio dello scorso anno, sono già passati 5 anni. Il problema dei problemi ambientali è sempre il tempo, perché sono problemi complessi che non possono essere risolti con un singolo colpo di mano e quindi ci vuole molto tempo. Prospettive? Si parla tanto di due date, due cifre, 2030, 2050, sono un po' come dire, gli obiettivi. 2030 è vicinissimo, dopodomani, 2050 un pochino meno. Io credo che nel 2050 saremo sulla buona strada per certe cose, meno per altre, però non sarà domani mattina. Mi piace molto questa diciamo, serietà, ecco, piace molto questa serietà dei nostri ospiti, no? Qui i titoli sono anche da effetto e lo sono anche quello dei loro libri, però poi c'è la serietà delle persone di scienza che dicono insomma ci vuole molto impegno. È la tensione che è importante, no? Posto l'obiettivo è la tensione, quindi non dobbiamo deragliare, anche se magari i problemi che si frappongono sono tanti. Allora, cercheremo innanzitutto di sfatare alcuni miti all'inizio di questa nostra conversazione che riguardano proprio l'approccio alla plastica. Noi siamo abituati da alcuni anni a dire che per esempio insomma si ricicla, quindi voglio dire il comportamento virtuoso c'è in Zagaria, no? E lo ricicliamo. E però lui nei suoi studi ci invita i lettori e i suoi interlocutori a dire: ma più che di riciclo dovremmo abituarci a dire ridurre, dobbiamo ridurre la produzione e naturalmente ridurre il consumo, anche perché, dice, impropriamente quando parliamo della plastica parliamo di riciclo, perché in realtà il termine corretto che dovrebbe essere usato è deciclaggio, poi la diciamo anche all'inglese. Allora, perché non ricicliamo ma decicliamo quando si parla della plastica? Qual è il cortocircuito? Sì, ecco, proprio di questo si parla, di un cortocircuito. Vi ho scrutati quando siamo entrati nella sala, credo che più o meno tutti voi abbiate vissuto quel momento della vita in cui buttavamo tutti i rifiuti in un grande sacco nero, no? Credo che più o meno tutti abbiamo vissuto quel momento. Buttavamo tutto in un grande sacco nero e poi col tempo è arrivata la raccolta differenziata e via dicendo. La raccolta differenziata però, ne parlavamo giusto poco fa, contiene, come dire, degli aspetti poco chiari, oscuri, non compresi forse prima di tutto. È molto difficile studiarla, la raccolta differenziata, trovare i dati, andare a capire dove finiscono le cose. Credo di questo ce ne parlerà molto Elisa fra poco. E quindi che cos'è in realtà il riciclaggio? Il riciclaggio tecnicamente è il processo per cui io prendo un oggetto di un certo materiale, lo butto, questo viene processato, lo butto, diciamo, lo conferisco nell'apposito contenitore, questo viene lavorato in un impianto industriale e mi torna fuori più o meno come era prima, più o meno, anzi dovrebbe tornare fuori come era prima, secondo la definizione corretta di riciclaggio, cioè mi torna indietro, no? È un po' quella che adesso si chiama anche economia circolare, no? C'è questa idea del circolo, no? Del ciclo che torna indietro. E così per esempio per alcuni metalli, non so, ferro, no? Lo prendo, lo rilavoro e lo ottengo più o meno uguale a prima, lo posso riutilizzare, reimpiegare. Molto spesso purtroppo per le plastiche non è così. Tantissime plastiche, dopo che vengono giustamente, correttamente buttate nel bidone giusto, prelevate, portate a un impianto di lavorazione, quelle che tornano fuori non sono le stesse plastiche di prima, si ha una perdita di qualità. Quindi molto spesso che cosa è necessario fare? È necessario aggiungere nuova plastica vergine,
a quella riciclata. Quindi quando voi per esempio avete una bottiglietta magari riciclata, è riciclata in una certa percentuale, è plastica riciclata, l'altra è plastica vergine che viene aggiunta, anche perché ricordiamoci che le plastiche le usiamo molto per contenere alimenti e bevande, quindi andiamo in un campo anche delicato, no? Non si può usare un materiale che non ha la giusta qualità, che non è performante per fare quel tipo di compito lì. Quindi si dovrebbe parlare appunto di deciclaggio, cioè un processo che butta fuori un materiale un po' meno di qualità rispetto a prima, un po' meno nobile, e quindi questo porta al fatto che dobbiamo comunque sempre produrre, dobbiamo sempre aggiungerne. Poi ci sono anche tanti altri problemi legati al riciclaggio. Primo, come dire, il primo obiettivo sarebbe cominciare a chiudere quel grande rubinetto che ci inonda tutti quanti di plastica. Ecco, comunque questo diciamo è il primo punto, è ridurre. Domanda, ma noi dobbiamo intanto continuare a fare la raccolta differenziata? Oppure, no, interruzione, poi andiamo avanti, ma meglio chiarire questo, no? Siccome stavamo, quando proprio poco prima di iniziare l'appuntamento, la questione a cui accennavano i nostri ospiti è che si sono interrogati sul fatto che ci sono molti dati su quanto ricicliamo e quanto entra nel processo di riciclo, ce ne sono molti meno, anzi per quanto riguarda i rifiuti urbani mi pare non ce ne siano ancora, su quanto esce da quanto quindi non si capisce bene quanto viene davvero riciclato e quindi qual è la produzione in uscita. Allora probabilmente, diceva Nicoli, si tratta di andare a individuare questi dati che però sono molto difficili da recuperare, no? Ci vuole proprio studio e forse non sono ancora prodotti. Allora il dubbio che, tanto perché così anche i nostri ospiti qui in sala stanno tranquilli, cioè continuiamo noi a riciclare? Sì, no, assolutamente, cioè i nostri discorsi non vanno in direzione, vabbè, non serve a niente allora fare la raccolta differenziata, quella è la base di tutto, però non è la scusa per continuare a far entrare nelle nostre case tonnellate di rifiuti, questa è un po' l'idea. Secondo il rapporto rifiuti urbani ISPRA del 2022, che è l'ultimo rapporto dei rifiuti urbani, appunto, produciamo 487 kg all'anno a persona noi italiani. 487 kg, ho cercato, per darvi un esempio, è il peso medio di un orso polare, che nessuno di noi ha mai visto dal vivo, però potete immaginare la mole. Siccome noi non siamo abituati a vedere i nostri rifiuti, cioè siamo abituati a vedere dei sacchettini che escono dalla nostra casa, ma non l'orso polare che esce dalla nostra casa, effettivamente visto così forse fa un po' più impressione e quindi ci dà un po' la direzione da anche prendere. perché in provincia di Udine quel dato è leggermente superiore, siamo sopra i 500 kg a persona di rifiuti prodotti in un anno. Sono dati elaborati, sono dati ISPRA elaborati negli ultimi rapporti usciti nel 22, quindi siamo leggermente superiori. Allora, ci sono altri dati e possiamo andare avanti. Continuate a fare la raccolta differenziata, però sappiate che di tutta la raccolta che viene effettuata il 50% viene avviato effettivamente a riciclo. Avviato a riciclo, quindi l'input, l'output, boh, non lo so. Per quel che riguarda la plastica, tendenzialmente il 70% della plastica non viene neanche deciclata, io usavo l'inglese, downcycle. Deciclato, viene proprio o incenerito o buttato in discarica, per cui il dato della plastica è ancora inferiore e mediamente tutto il resto viene incenerito, appunto, e messo in discarica. Per fortuna soltanto il 2% viene esportato, questo è un dato che mi stupisce, è un bellissimo dato, perché se sapete l'esportazione dei rifiuti dove va a finire? Cioè va a finire in paesi terzi molto lontani da noi, nel sud globale, e finisce in discarica a cielo aperto con inquinamento eccetera eccetera eccetera. Almeno cerchiamo di fare economia circolare dei rifiuti in casa, che già è un buon... io continuerei però con la demitizzazione, no? Per esempio Nicoli demitizza un'altra soluzione acclamata, cioè le bioplastiche. Vabbè, però è bioplastica, quindi bio già ce la fa piacere di più, no? Bio, no? Ecco. Allora, anche qui il discorso è molto serio.
tanto perché apriamo un mondo complesso, non si può parlare di una sola bioplastica, e lei stessa afferma che sono una soluzione parziale. Allora, due domande: esiste una definizione univoca e generalmente condivisa di bioplastica? E seconda cosa, perché è una soluzione parziale e quindi anche di fronte alle bioplastiche dovremmo avere una certa accortezza nel loro uso? Tutto il mito del plastic free sta causando tutta una serie di danni, nel bene e nel male, nel senso che effettivamente pensiamoci al problema della plastica, però le soluzioni che ci sta offrendo il marketing essenzialmente o sono delle soluzioni parziali o sono proprio un peggioramento della questione. Una è il brick, quello che contiene il latte tipicamente, che è un poliaccoppiato plastica, alluminio, carta. Quella è una soluzione estremamente parziale, mettiamola così, e un'altra sono le bioplastiche. Con bioplastiche, di solito è una domanda che faccio, però qua poi si inizia il dibattito, diventa un po' complicato, abbiamo i tempi stretti. Non ve lo chiedo, però spero che qualcuno gli venga in mente che cosa potrebbe essere una bioplastica. E non c'è una definizione comunemente condivisa di bioplastica, perché possono essere tantissime cose. Possono essere delle plastiche tradizionali, che normalmente vengono fatte col petrolio, ma che vengono invece o del tutto o parzialmente ottenute da fonti rinnovabili. Quindi la bottiglia in bio-PE, PET, vabbè, bio-PE, bio-PP, sono i vari tipi di plastica, la dovete prendere e buttare nella raccolta differenziata della plastica, perché è esattamente uguale identica alla plastica. Se finisce nell'ambiente crea gli stessi identici danni della bottiglietta di plastica, in plastica tradizionale da petrolio. E questo è un tipo di bioplastica, la cosiddetta plastica bio-based. Poi abbiamo la bioplastica biodegradabile e compostabile, che è quella di cui l'Italia è leader, se non a livello mondiale, è quasi il leader a livello mondiale, sono il leader a livello mondiale, per cui c'è una forte lobby, attività di lobby dietro. La bioplastica biodegradabile e compostabile può essere o 100% da fonte rinnovabile o parzialmente da fonte rinnovabile, in gran parte da petrolio, come, e adesso vi verrà probabilmente in mente, se non vi era già venuto in mente prima, i sacchetti dell'ortofrutta o i sacchetti per portare via la spesa. Quelli sono nel cosiddetto Mater B, in cui la parte di materia prima rinnovabile è 40% circa, quindi il 60% resta comunque è petrolio. Però in determinate condizioni questo tipo di bioplastica si composta, si biodegrada. Se voi prendete il vostro sacchettino dell'ortofrutta e lo buttate nell'ambiente, lì ci resta e crea gli stessi identici danni della plastica, per cui non è una soluzione all'inquinamento da plastica nell'ambiente. Non è neanche esattamente una soluzione in sé, perché è stata pensata sia questa sia un altro materiale che si chiama PLA, che sono quelli più diffusi. Il PLA è 100% materia prima rinnovabile. Non so se avete visto ogni tanto dei bicchierini trasparenti che sembrano uguali identici alla plastica, cioè sono uguali identici alla plastica normale, ma se li capovolgete leggete sottoscritto biodegradabile e compostabile, quello è il PLA. In teoria in laboratorio questi materiali certificati biodegradabili e compostabili funzionano. Succede che in condizioni di un impianto di compostaggio industriale, qui un certo tipo di temperatura, un certo tipo di pressione, un certo tipo di umidità, si biodegradano in un determinato periodo. E il periodo tendenzialmente di funzionamento di questo impianto. Sto complicando troppo le cose? No. Dai. Ci siete? Sì, Okay. sì. Peccato che il 63% dai dati non di questi ISPRA, perché li dovrei ricalcolare di nuovo, ma i dati ISPRA 2021, il 63% dei nostri rifiuti umidi non finisce in un impianto adatto a biodegradare questo tipo di bioplastiche. Quindi forse solo questo 37% dell'umido che viene raccolto veramente può contenere della bioplastica, che forse veramente verrà trasformata in compost, ma anche lì noi sappiamo l'avvio al riciclo delle bioplastiche, non sappiamo se effettivamente vengono tutte tirate via prima di essere trasformate. Quindi io ho poi un odio sfegatato verso le bioplastiche, mi scrivono tantissime follower, ma che bello, adesso ho comprato questo cosmetico in un tubetto di bioplastica che poi butto dentro nel compost. No, non funziona così. Deve esserci su scritto biodegradabile compostabile e consultate il vostro comune, vabbè c'è poi tutta una certificazione che deve seguire.
È molto complessa, una soluzione spero che sia chiaro perché è una soluzione parziale. Sì, assolutamente. E anche non ci deve sconfortare questa analisi estremamente realistica, no? È sempre comunque una cosa usa e getta, e siamo sempre lì. Ecco, siamo sempre lì, è semplicemente avere coscienza, anche perché così pian piano arriviamo a quella che sarà la loro proposta forte di questa sera, per cui capiremo che solo la plastica è solo, diciamo così, una prima lucciola per portarci da un'altra parte. E a proposito di tutto quello che ci ha detto Nicoli sulle bioplastiche, gli esperti dicono che allo Stato non potrebbero neppure risolvere, me l'abbiamo capito perché, il problema dell'inquinamento della plastica generata dalla plastica negli oceani e nel nostro mare, dove esistono le cosiddette fogne vorticose. Allora, non ve lo dico neanche, ve lo spiegherà lui cosa sono negli oceani, e davvero deve essere uno shock trovarsi di fronte a questi, diciamo così, paesaggi. Nel Mediterraneo finiscono ogni anno 53.000 tonnellate di plastica. Allora, io mi sono chiesta, ma chi è lo sciagurato che butta tutta sta plastica in mare? E la cosa che così mi pare preoccupante è che fra le cause, e le cause maggiori, vi è la pesca, la navigazione, l'acquacoltura, cioè generata da coloro che con il mare ci vivono. Allora, come finisce in mare la plastica e che cos'è per esempio la pesca fantasma, che è parte integrante di questo inquinamento dei mari? Certo, questo è un altro cortocircuito, no? Questa è la lunga lista di cortocircuiti di cui parliamo stasera. La pesca, che è un'attività molto praticata, a livello mondiale si calcola che siano circa 60 milioni le persone che lavorano nel settore della pesca, e queste persone ci lavorano e in qualche modo la loro attività finisce per liberare il mare delle plastiche. Liberare il mare delle plastiche che poi finiscono per accumularsi lungo quella che gli scienziati chiamano la catena trofica, chiamiamola la rete alimentare marina, e poi alcuni, come dire, esponenti di questa rete alimentare noi ce li troviamo sui banchi del supermercato, del mercato, delle pescherie, e quindi le plastiche entrano anche per quella via all'interno poi dei nostri corpi, quindi un cortocircuito. Com'è che la pesca libera delle plastiche in mare? È molto semplice, innanzitutto è un'attività molto diffusa, come abbiamo detto, a livello globale, quindi è ovvio che qualche cosa, come dire, finisca in mare, d'altronde può succedere. Il fatto è che moltissime attrezzature, oggetti che vengono utilizzati nella pesca sono di plastica, sono di materiale plastico. Prima di tutto le reti. Molte reti sono fatte di materiali plastici. Una volta non era così, adesso si sta cercando di proporre delle soluzioni alternative, per esempio alcune reti di canapa, che sono dei materiali alternativi più adatti per quel ruolo, anche nel caso in cui dovessero poi essere liberati in mare. Altre cose, le nasse, tutte quelle apparecchiature che servono per esempio a intrappolare crostacei, le aragoste per dire, sono fatte molto spesso di materiale plastico e ne vengono perse tantissime. Altro esempio, in Italia si mangiano tantissime cozze, si mangiano tantissime vongole e altri organismi di questo tipo, vengono per lo più allevate, vengono allevate in delle reti tubolari, no? Che vengono affisse in mare. Queste reti tubolari molto spesso, anzi la maggior parte dei casi, sono fatte di plastica, che poi molto spesso viene liberata in mare, si libera, ci sono incidenti, vengono rilasciate in modo deliberato, insomma le cause possono essere molteplici. Il fatto è che, dato che c'è tanta plastica lì, tanta plastica finirà in mare. Il mare è un grande raccoglitore di nostri rifiuti, di ciò che noi facciamo, no? E di ciò che noi scartiamo in qualche modo. Che cos'è la pesca fantasma? È molto semplice. Se noi liberiamo in mare oggetti e attrezzature che servono per intrappolare il pesce, diciamo così, questi intrappoleranno il pesce anche quando non vengono più utilizzate dai pescatori, cioè quando rimangono in mare. Fanno il loro lavoro sempre, anche se sono abbandonate sui fondali. Qualche tempo fa in Liguria, io sono di Torino, seguo cosa avviene per lo più nel Mar Ligure. Nel Mar Ligure un'associazione ha tirato su una rete da pesca che pesava 500 kg dal Mar Ligure, dal fondale.
hanno dovuto andare lì con gli argani e tirarla su, perché ovviamente poi si era riempita di qualsiasi cosa, pesava tantissimo, quindi non stiamo parlando di, come dire, delle retine che sono di qua e di là. Io ho preparato una cosa che dura 1 minuto, che faccio sempre nelle scuole per far capire questo, e voi potrete farlo domani a casa, un piccolo test. Ho qui un elastico per Elisa e per Antonella, provate a mettervelo sulla mano come faccio io, qui, cioè praticamente lo infilate nel pollice e poi lo inserite nel mignolo passando per il dorso della mano. Adesso, senza usare altre parti del vostro corpo, provate a liberarvi da questo elastico. Ce la fate? Alcuni ce la fanno subito, la maggior parte delle persone ha molte difficoltà. È difficile, ok? Voi potete andare avanti e provarci tutta la sera, voi provateci domani a casa. È un esercizio molto semplice e stupido, ma per fare capire che cosa. Immaginate che la mano sia il vostro intero corpo, un organismo marino, che viene intrappolato. Avete sentito una certa sensazione di impotenza, vero? All'inizio, ecco. È una cosa che bisogna provare, secondo me, per capire, ecco, alla fine si è rotto, abbiamo generato un rifiuto, quindi in questo caso c'è un problema. È pronto per il riciclo. Pronto per il riciclo. Ad ogni modo, è una cosa importante da cercare da capire, perché, insomma, se io in mare sono un organismo di qualsiasi tipo e vengo intrappolato, come dire, quella diventa anche una, come dire, lotta proprio per la sopravvivenza, e questa è la pesca fantasma. Perché dicevo che i vostri contributi mi hanno convinta che forse qualcosa è possibile, perché diciamo una crescita della cultura del rispetto del mare da parte di chi ci lavora, penso che no, dovrebbe essere possibile. Devo dire che nella maggior parte dei casi le persone che ci lavorano sono molto preoccupate. Io ho presentato il libro anche in Puglia, c'erano i pescatori, ho anche incontrato alcuni di loro, e sono molto preoccupati da questo problema, perché capiscono il fatto che prima o poi questa cosa ritorna indietro, no? E quindi è un problema, come dire, che si deve risolvere, però non solo parlando ai pescatori, ma parlando anche a tutti quelli che stanno intorno al mondo della pesca, ovviamente, certo. No? L'industria, il governo, certo. Le infrastrutture, perché si deve cercare di garantire, ad esempio, cosa stupida, il fatto che molti pescatori tornano in porto con le navi piene di plastica che hanno pescato. Molto spesso in porto non ci sono dei raccoglitori per la plastica, questo me l'ha detto un pescatore pugliese, la riporto indietro, cosa faccio? Me la metto nella macchina e la porto a casa? Certo. Che ho magari centinaia di chili di plastica che ho tirato su. Quindi ci deve essere uno sforzo congiunto, dicevamo all'inizio, sono problemi complessi, non si possono risolvere così. Assolutamente, ma forse qualche indicazione la daremo anche per come possibile sollecitazione per i decisori politici. E quindi insomma abbiamo provveduto a smitizzare alcune parole chiave che girano attorno al mondo della plastica. Allora, nelle sue istruzioni per una vita senza plastica, che poi sta diventando una vita senza rifiuti, quella di Elisa Nicoli, racconta di un anno di esperienza e ha avuto un grande sconforto iniziale. Lei ha detto adesso vivo senza plastica, è la prima cosa che ha fatto, no, in depressione non c'è andata, però insomma lo sconforto iniziale c'è stato, per dire che non è che si nasce imparati, no? Anche in questo processo. Poi dice ha trovato conforto ed energia guardando ad esperienze extra italiane, dove diciamo, la cultura è più che zero plastica, zero rifiuti, e si punta alla durevolezza e alla bellezza degli oggetti che ci circondano. E allora da lì ha cominciato il suo processo e dice, questo mi ha molto incuriosito e magari le chiederei di condividere questa esperienza, dice: la mia casa e la mia vita, man mano che mi liberavo dalla plastica, hanno cominciato a riempirsi di nuova energia, era più pulita, più solare, più elegante. Una scelta economicamente sostenibile anche? Sempre temi molto facili da affrontare, ovviamente. Allora, il mio è sempre stato un percorso ed è quello che auspico che sia per tutte le persone, nel senso che dall'oggi al domani, l'abbiamo già detto più e più volte, dall'oggi al domani non si può cambiare.
si intraprende un percorso. Nella mia vita sono sempre stata sensibile alle tematiche ambientali, però a un certo punto sono stata presa dallo sconforto perché mi sono ritrovata la casa foderata di plastica. La plastica si era resa totalmente invisibile. Io sono nata nell'80 e sono nata nella plastica, per me era normale essere circondata dalla plastica. Magari qualcuno di voi è nato un po' prima, forse qualche vaga ricordo della vita con meno plastica o senza plastica ce l'ha, io no. Per cui a un certo punto mi sono resa conto che la casa era piena. Lo sconforto nasce dal oddio, adesso come faccio a liberarmi di tutta questa plastica? Attenzione che però io ho fatto un errore, ho sostituito la plastica durevole con beni durevoli di un altro materiale. Questa è una cosa che non si dovrebbe fare, a meno che non sia una scelta di salute, nel senso che la plastica, qualunque plastica, nel tempo rilascia particelle che non vediamo, e quindi a meno che non sia questa la ragione, la plastica non va presa e sostituita con un altro materiale, anche perché le bottigliette tipicamente usa e getta rispetto a questo qua impattano infinitamente meno prese singolarmente. Questa la devo usare almeno 150 anni per riuscire a equiparare, proprio 150 anni sto esagerando, però lo devo usare veramente tanti anni per riuscire a equiparare il peso di una bottiglietta di plastica, per cui le cose sono molto complesse. Quindi nel mio percorso di liberazione dalla plastica ho fatto questo errore, però ho fatto anche delle cose che non trovo che non sia un errore, ma cercare di trovare un nuovo sistema di acquisto. E quindi acquistavo sempre di più materie prime e sempre più materie prime sfuse. Io abito a Bolzano, per me è molto semplice farlo. Per cui man mano la plastica scompariva, soprattutto quella usa e getta. Sono entrate tantissime barattolini di vetro, che anche quello non è il massimo, per quello che dico sempre che il percorso deve essere più ampio e bisogna cercare di ridurre un po' tutto, però anche per me è veramente complesso. È sostenibile economicamente? Dipende, nel senso che se io voglio sostituire tutte le cose che ho in plastica con delle cose durevoli di un altro materiale, no, perché costano molto di più. Il ragionamento che va fatto a monte è: io devo ridurre i possedimenti che ho in casa, avere meno cose possibile, e quelle cose che ho man mano che si rompono le devo sostituire con dei beni durevoli. In sé il bene durevole costa di più, ma il costo per uso di un bene durevole rispetto a un oggetto, a un materiale o qualcosa di usa e getta è infinitamente più basso. Però ovviamente se noi in quel momento non abbiamo i 20 euro da investire questa costa di più, comunque mettiamo che questa costi 20 euro, se non abbiamo in quel momento 20 euro da investire per questa borraccia, continueremo a dilazionare la spesa negli anni e arriveremo presto a 20 euro, ci arriviamo presto in bottigliette di plastica in realtà, se le compriamo tutti i giorni. Quindi bisogna fare un discorso un po' più complesso. Spesso mi dicono sì, ma la vita sostenibile non è accessibile a tutti. Se non abbiamo i 20 euro, no, non è accessibile. Se cerchiamo di mettere da parte ogni giorno dei soldi per riuscire a spendere quel qualcosa in più per un bene durevole, allora ce la facciamo. Un po' questa è la mia filosofia, ovviamente sempre in un'ottica di riduzione dei consumi, perché sennò diventa estremamente dispendioso. Ecco, per non è chiarissimo, ma Siccome lei in Plastica Dio ha fatto le cose per bene e ci sono diversi capitoli in cui incoraggia, diciamo, si fa come dire un po' accompagnatrice dei percorsi, e quindi dà degli esempi sostanzialmente, no? Dicendo se sei un principiante rispetto anche al non uso della plastica, potresti cominciare con questo comportamento. Poi c'è il comportamento invece per chi è già un pochino più, diciamo, alla fase avanzata, e poi si arriva ad essere dei professionisti, coloro che ormai capiscono perfettamente come muoversi e fare delle scelte che sono appunto di riduzione della plastica e anche di riduzione dei rifiuti. E allora, a sua scelta, ci fa qualche esempio di come si diventa professionisti, partendo dal livello principianti al livello medio e al livello professionale? Il problema è che questo libro l'ho scritto nel 2019 e man mano che lo presentavo mi rendevo conto che mi mancavano un sacco di pezzi, per cui ero molto più inclusiva all'epoca. E soprattutto poi sono arrivati un sacco di altri dati, perché dicevo, ad esempio, non so, c'era un single, mi pare, cioè un single che era appena stato lasciato dalla fidanzata, e la fidanzata era quella molto ecologista.
Poi c'era una donna che si sobbarcava di tutto il peso mentale di tutta la gestione degli acquisti della famiglia, e poi la terza tipologia di persone sono una giovane coppia che si spartisce i ruoli e che è già una professionista di acquisti. Il single arriva lì spiazzato, cioè è appena stato lasciata la fidanzata, arriva in un supermercato spiazzato, non sa cosa fare. Adesso non mi ricordo più neanche gli esempi che facevo, perché ad esempio probabilmente dicevo magari invece di comprare il deodorante in plastica lo compra in vetro, perché nel supermercato i deodoranti in vetro si trovano. Questo in realtà è stato un po' smentito dai fatti, purtroppo, questa mia proposta, perché nell'era del plastic free si è puntato tanto sul vetro, sostituiamo tutta la plastica col vetro. È uscito un LCA, poi ne parleremo meglio, di Life Cycle Assessment, sono dei calcoli che vengono fatti sull'intero ciclo di vita di un prodotto. È stato fatto un paragone tra una bottiglia di plastica contenente latte, una bottiglia di vetro contenente latte e una bottiglia di bioplastica contenente latte. Vabbè, quello ci interessa meno, la bioplastica abbiamo già capito che non sono il massimo. Se andiamo a confrontare una bottiglia di plastica anche non riciclata rispetto a una bottiglia di vetro, impatta infinitamente di più la bottiglia di vetro in tutto il suo ciclo di vita rispetto a una bottiglia di plastica. Ovviamente non è stato calcolato la questione delle microplastiche, è stato invece calcolato anche il rilascio nell'ambiente. La bottiglia di vetro ci rimane, cioè non si scioglie, non biodegrada in nessun modo. La bottiglia di plastica dopo un po', qualche migliaio di anni, si biodegrada. Quindi anche quello è stato considerato come negativo. Serve molto più petrolio per fare una bottiglia di vetro che non una bottiglia di plastica, per cui queste cose qui mi hanno messo un po' in crisi. Adesso magari suggerirei a questo singolo di andare al supermercato e cercare invece dello shampoo liquido uno shampoo solido, si incominciano a trovare, e quindi magari quello è già una soluzione migliore, un packaging molto molto più ridotto, in cartoncino. Potrebbe essere una soluzione. La signora che deve gestire da sola tutta la famiglia, non so che cosa potrebbe scegliere come shampoo, potrebbe scegliere una confezione famiglia molto grande, non potrebbe essere una soluzione. I super esperti vanno a comprare lo shampoo solido nel negozio di prodotti sfusi, che però costa di più, che però magari fatto in Italia con materie prime di origine biologica. Quello è veramente il top, è quello che faccio io, però insomma non è una cosa che l'auspico per tutti, ma non tutti hanno il tempo, la dedizione, i soldi eccetera per arrivare al livello professionista. Per me contano i piccoli passi e cercare delle alternative, ma soprattutto prendere coscienza, cioè fare le proprie scelte non per abitudine, ma perché abbiamo preso coscienza. Ci sono tante persone che mi dicono sì, ok, bello, mi piace questa cosa qua, ma non la riesco a fare, quindi continuo a fare quella cosa che faccio prima. Va bene, però l'importante è prendere coscienza di questa cosa. Come me, prima di aver scritto quel libro, 2017-2018, ho preso coscienza delle tonnellate di plastica che avevo in casa, usa e getta soprattutto. Già questo è una presa di coscienza abbastanza importante. E poi appunto ognuno trova ad un certo punto l'equilibrio che gli è possibile in quel frangente e dà il contributo che può dare. E Zagaria, anche lei, concludendo il suo studio, invita a quello che Nicoli ha ribadito più volte stasera, cioè invita a uno stile di vita più essenziale, no? Dopo aver navigato per i mari e aver raccontato veramente questa idea delle fogne, mi ha fatto, insomma, è molto impattante, e anche insomma le descrizioni che ne fa, ecco, giunge a dire, invita a uno stile di vita più essenziale, meno affollato di oggetti, e lui dice un mondo più vostro. Ecco, pena altrimenti trovarci la plastica, la microplastica di cui abbiamo sentito, che è stata nominata più volte stasera, non solo in mare ma anche dentro di noi, ma talmente dentro che uno studio relativamente recente fatto da un'equipe dell'ospedale, di un ospedale romano, Fate Bene Fratelli, ha trovato nella placenta, no? In 6 placente di altrettante donne incinte sono stati trovati elementi di microplastica. Come ci sono finiti? Ecco, e perché, ecco, questo forse è un'immagine abbastanza scioccante, perché ha a che fare con la vita nascente, di
di quanto sia importante riflettere su questa riduzione dei consumi, perché arriviamo appunto altrimenti ad alimentare i figli prima ancora che nascano con un po' di plastica. Certo. Cosa è accaduto? Sì, lo studio del dottor Ragusa, fra l'altro ne ha scritto anche un bellissimo libro che si intitola Nati con la camicia, puntini puntini di plastica, e lui è appunto un professore che lavora a Roma Fate Bene Fratelli, e lui cosa ha fatto? Ha fatto questo studio, che è uno studio limitato, perché intendiamoci, a livello scientifico un dato come questo, microplastiche trovate in 6 placente umane, è un dato piccolino, però bisognerebbe estenderlo di molto, no? Perché per ridurre l'errore, no? Avere uno studio molto più ampio. Però è un dato comunque significativo il fatto che sia stato fatto lo studio con così pochi soggetti e siano state trovate microplastiche. La parte più incredibile del suo racconto è il fatto che quando erano lì per collezionare le varie placente, erano ovviamente all'interno dell'ospedale. L'ospedale, lo sappiamo tutti, è il luogo delle plastiche, perché questo è, la plastica in quel luogo lì è proprio fantastica, no? Quello che dicevamo all'inizio, cioè è essenziale, no? Per mantenere determinati criteri di sicurezza, e loro non sono riusciti all'inizio a trovare dei contenitori all'interno dell'ospedale dove posizionare le placente che non avessero delle componenti di plastica, perché ovviamente bisognava cercare di preservare dalla contaminazione le placente, se no lo studio andava a farsi benedire, no? E quindi non sono riusciti a trovare, alla fine hanno usato delle saliere di metallo comprate in un negozio di casalinghi, per dire, no? Però questo per farci capire, per capire quanto siano presenti le microplastiche in quel settore. Faccio anche un altro esempio su questo rapido. Quando è uscito il mio libro l'ha letto la mia dentista, non so come l'ha saputo, l'ha letto, e dopo sono andato poi la volta successiva ed era comparso un cartello che in seguito alla lettura nello studio avevano deciso di non utilizzare più i sovrascarpe. Non so se vi è mai capitato, alcuni dentisti lo fanno per, diciamo così, anche lì preservare un po' l'ambiente sterile, l'igiene della sala dove vengono accolti i pazienti, facevano indossare questi sovrascarpe, ovviamente di plastica. Voi immaginatevi il numero di tutte le persone che vanno ogni giorno in uno studio dentistico, tutti utilizzano queste coperture, una volta usciti le buttano, immaginate la montagna di plastica. Loro hanno detto basta, facciamo uno sforzo in più di pulizia noi, di igiene della postazione, eccetera, cercando quindi di eliminare almeno quella parte lì. Fra l'altro era anche un costo per loro, quindi hanno eliminato questa cosa da non dimenticarsi mai, che alcune volte può anche essere, come dire, vantaggioso, no? Operare un certo tipo di scelta. Quindi parlavamo appunto di ridurre le plastiche per evitare che arrivino anche all'interno dei nostri corpi. Da dove sono arrivati è la domanda. Questa è una domanda molto difficile, lo studio del dottor Ragusa non dà risposte certe, perché non ci sono. Le microplastiche e soprattutto poi anche le nanoplastiche, che sono ancora più pericolose. Le nanoplastiche, per intenderci, hanno le dimensioni del diametro dei globuli rossi, possono arrivare quindi intorno ai 10 micron, quindi piccolissime. Si capisce benissimo che possono facilmente entrare all'interno dei nostri corpi. Come ci arrivano? Ci arrivano probabilmente con l'acqua che beviamo, con il cibo che mangiamo. Adesso stanno uscendo tanti studi negli ultimi anni, studi che mostrano come ci sono microplastiche e nanoplastiche, per esempio nel sangue, nei polmoni, ne stanno trovando nella placenta umana, la stanno trovando in tantissimi luoghi del nostro corpo. Uno degli accessi principali è appunto il cibo, e qui torniamo anche al discorso della pesca, nel senso che in mare, lungo la catena alimentare che nominavo prima, la plastica si accumula, no? Questa è una caratteristica dei materiali che hanno poi anche effetti tossici in ambiente, cioè si accumulano lungo quella che viene definita la catena trofica, che potremmo, come dire, utilizzando un'espressione così non scientifica, ma pesce grande mangia pesce piccolo, si accumulano grazie a questo meccanismo, ok? Quindi il plancton e tutti gli altri microorganismi più piccoli assumono plastica perché la trovano in gran quantità, purtroppo, in mare, frammentata, e poi i pesci più grandi mangiano, quelli più grandi ancora li mangiano, noi di solito ci nutriamo di quelli più grandi,
E quindi è stato notato per esempio che in grandi organismi come possono essere i grandi cetacei, i mammiferi o anche i grandi predatori come gli squali hanno delle concentrazioni di microplastiche molto grandi, no? Perché le hanno accumulate mangiando tanto piccolo pesce nella loro vita. È ovvio che se poi quel pesce lì arriva sui banconi delle nostre pescherie, tutto quello che c'è lì dentro ce lo mangiamo anche noi. Allora, abbiamo capito stasera che c'è un aspetto, direi, scientifico, per cui bisognerà trovare, insomma, e supportare la scienza, perché magari trovi delle alternative valide a questo fantastico materiale che è la plastica, e c'è una via anche culturale di approccio alla vita. Allora Paola Antonelli, che è curatrice, è stata curatrice della 32esima Triennale di Milano, che ha riguardato tutti questi temi, in un'intervista che è stata raccolta in questo libro Plastica Dio, sostiene che il cambiamento del linguaggio può cambiare il comportamento. E lei, per esempio, dice: io ho messo al bando la parola consumatore, cioè non la uso proprio, perché io non sono un consumatore, io sono un cittadino. E proprio spiega come nel suo percorso personale aver cambiato questi termini ha avuto delle ripercussioni pratiche, perché essere cittadini ha delle conseguenze sull'acquisto, sull'uso degli oggetti, sul rapporto che si instaura tra me e loro. Non sono che ti consumo, ma fai parte di me e siamo in relazione. Allora vorrei chiedere a Zagaria un suggerimento analogo. Lei lo dà quando nel suo libro suggerisce in conclusione, all'atto dell'acquisto, invita il lettore prova a immaginare la vita intera dell'oggetto, quindi fai un'analisi che magari non ti è possibile da cittadino comune, perché non è che possiamo essere tutti tuttologi ed esperti, però 2 domande ce le possiamo fare. Allora, questo atteggiamento, che è un atteggiamento culturale, può avere poi delle ripercussioni concrete. Ecco, che cosa dobbiamo immaginarci di fronte ad un oggetto, no? Questa sua vita intera, da dove deve partire e dove deve arrivare. Ok, sì, dunque cominciamo col dire una cosa, che questo comportamento, come dire, questa concentrazione di fronte al prodotto esposto nel supermercato è una delle cose più difficili in assoluto da fare, credo. Noi non siamo proprio programmati a livello biologico, proprio cognitivo, per fare questo genere di ragionamenti, e poi se ci mettiamo dietro che il marketing lavora proprio per non farci fare questo tipo di ragionamenti, diventa tutto molto complicato, io credo, no? Però un piccolo sforzo secondo me lo possiamo fare, possiamo provare appunto a immaginarci l'intera, come dire, vita di un oggetto, per esempio di plastica, e qui non dobbiamo più parlare delle migliaia di anni necessari che questo si degradi in natura, ma arriviamo ai milioni di anni, perché quella plastica lì è plastica che deriva dal petrolio, e il petrolio è qualcosa che si è formato milioni di anni fa, quindi una storia molto antica, no? Una storia molto antica che noi in quel momento lì facciamo fatica a immaginare, però possiamo provare a farlo, perché, non so, un oggetto di plastica, una bottiglietta di plastica, per dire che noi compriamo a €1 al supermercato, ha dentro milioni di anni di storia della vita sulla Terra, perché quello è. E avrà anche una vita successiva, no? Quello di cui abbiamo parlato, le difficoltà del riciclaggio, il deciclaggio, ma lo riciclano veramente, no? Quanto, come? Quindi c'è tutto un dopo anche, no? Io è un invito che faccio nel libro: provate, va contro le vostre capacità cognitive, questo siatene certi, perché è comunque uno sforzo da fare, provate a farlo. Come dice il romanziere americano Jonathan Franzen, noi siamo programmati non per occuparci di temi come la difficoltà della specie umana sulla Terra, l'estinzione, adesso si sente parlare anche di questo, che è una buffonata clamorosa in termini scientifici, l'estinzione della specie umana per i problemi ambientali nel lontano futuro. Ecco, non siamo programmati per questo, ma siamo programmati per preoccuparci di che cosa mangeremo domani a colazione, no? Noi quello, cioè procacciarsi il cibo e il pasto.
poi dei problemi della specie, come dire, ne passa di acqua sotto i ponti, no? Però possiamo provare a farlo questo salto. C'è un libro molto bello di una studiosa di letteratura, in realtà io mi occupo anche di questo insieme alla scienza perché mi piace mescolare le cose, Carla De Benedetti si chiama, che ha raccontato che un grande filosofo americano del Novecento ha raccontato che nei suoi testi, nei suoi scritti, a volte per superare certi problemi, per arrivare magari al passo successivo, al gradino successivo, bisognerebbe cercare di essere degli acrobati del tempo. A me mi piace moltissimo questa immagine, molto bella, no? Cercare proprio quello che vi dicevo poco fa, cercare di muoversi nel tempo, no? Una cosa difficilissima da fare perché appunto non siamo progettati per farlo, però potremmo provarci ogni tanto a essere acrobati del tempo, perché questo è anche un po' il segreto per risolvere non solo il tema della plastica o dei rifiuti, ma di tanti problemi ambientali, proprio questo, cioè il cercare di avere una prospettiva ampia e lunga. Non provare a farlo sia per quanto riguarda la riciclata, ma anche per tanti altri problemi. Mi suggeriva un'immagine questa dell'acrobata del tempo, è come le grandi cattedrali, no? Un tempo che le cominciava, non è detto che le vedesse finite, eppure ci metteva talmente tanta passione in quel costruire, perché sapeva che avrebbe passato il testimone, qualcuno sulla cupola ci sarebbe arrivato. Ecco, forse questa è la tensione, no? Non tutto possiamo fare subito noi, però se nessuno fa la sua parte. E a proposito di fare la sua parte, no? Anche Nicoli nelle sue conclusioni ne fa una questione, a proposito dell'approccio a meno plastica e meno rifiuti, ne fa una questione di cultura e cervello. Per sforzi che devono essere personali, e l'abbiamo visto anche con gli esempi che ci ha fatto, ma per sforzi che devono essere anche collettivi e politici, che attengono anche ai decisori politici, naturalmente cui noi possiamo demandare, ma dovremmo anche essere da stimolo perché prendano delle decisioni e vadano in qualche direzione. Allora, come si dovrebbe manifestare questa cultura di cultura e cervello proprio, no? Anche per sollecitare i decisori politici, coloro che possono incidere affinché siano delle collettività ad andare in una direzione piuttosto che in un'altra. Io ho letto un elenco che lei ha fatto nel libro Senza Plastica e conclude dicendo che è un elenco aperto, infatti lei ha aggiunto diverse altre informazioni, ma ne leggo alcune. Lei per esempio dice tassare o proibire tutti gli usi impropri della plastica. Questo è un contributo che per esempio i decisori politici potrebbero prendere per farci andare in una direzione piuttosto che un'altra, oppure incentivare gli appalti verdi, e questo che pareva un sogno in realtà adesso sta diventando quasi una realtà. Cioè avere gli appalti pubblici spesso danno punteggi in più, non so, penso alle mense scolastiche, se le mense sono bio, se si usa il piatto di porcellana anziché quello usa e getta. Altro input potrebbe essere nella progettazione considerare una priorità il life cycle assessment, sul quale però poi nel proseguo lei ha avuto anche degli interrogativi. Allora la domanda finale è quali possono essere gli input e le cose che i decisori politici sostanzialmente possono fare per accelerare questo processo culturale? Quello che dico sempre nei miei libri è che ci deve essere una sinergia, quindi ci dobbiamo essere noi, ci devono essere i decisori politici e ci devono essere le aziende e anche la scienza, ovviamente, chi studia delle nuove soluzioni. Il problema è che la politica è estremamente influenzata dalle aziende, e le aziende sono queste come nelle bioplastiche, cioè la politica italiana è estremamente influenzata dal lobby che viene fatta dalle... Sono registrata, vero? Quindi non posso fare nomi, immagino. C'è un grande nome dietro tutto questo ed è il motivo per cui l'Italia sta dietro le bioplastiche, che sono essenzialmente
un'offesa al futuro, perché sono degli oggetti, delle cose usa e getta il cui destino è del tutto incerto. Per cui io sul discorso politico non ho tantissimo da dire, ho tanta speranza nell'Europa. La Germania ha già fatto passare una legge per cui c'è un obbligo in tutte le realtà che fanno takeaway di fornire anche o solo esclusivamente, adesso i dettagli non me li ricordo bene, non so se te li ricordi meglio, di fornire dei contenitori a rendere. Ero stata in Germania, ci sono già da un anno, per cui esistono già delle soluzioni molto pratiche per questo, per cui sono delle cose di plastica durevole che possono essere restituite ad un altro esercente, per cui non è che te li devi riportare per forza nello stesso posto. E questa è una soluzione. La Francia, se non erro, ha eliminato tutta una... o sta eliminando, però adesso non mi ricordo i dettagli delle leggi perché dimentico nomi e cose, comunque avete presente che nei supermercati troviamo la metà della frutta e della verdura imballata. La scusa è che si evita così un sacco di spreco alimentare, e va bene, però per alcune cose non ha evidentemente così tanto senso, per cui la Francia ha eliminato, anche la Spagna mi pare, per alcuni tipi di frutta e di verdura ha eliminato il packaging usa e getta in plastica e in qualunque altro tipo di materiale. Non so che fine farà il cosiddetto spreco alimentare, bisogna vedere se questa è una scelta più o meno utile. Una cosa che mi premeva dire rispetto a prima, poi parlo anche del life cycle assessment, è che sto leggendo un libro di Yvon Chouinard, che è il fondatore della Patagonia, il marchio di attrezzatura per l'outdoor, attrezzatura e abbigliamento per l'outdoor, e diceva che non dobbiamo più pensarci come dei consumatori, possiamo pensarci come dei cittadini, ma possiamo piuttosto pensarci come dei proprietari. Cioè io sono proprietaria di questo, io non ho comprato questo vestito come consumatrice, devo consumare poi lo butto, perché consumare significa acquisto, consumo, butto. Io sono proprietaria di questa cosa, io me ne prendo cura, me ne devo prendere cura, perché l'ho comprato, ci ho speso dei soldi. Ovviamente meno soldi ci spendo, più mi sento un consumatore meno proprietario, meno mi ci affeziono e più facilmente lo butto. Per cui, lui poi propone dei prodotti che effettivamente durano una vita e lì veramente ti senti un proprietario di quei vestiti. Per cui anche il discorso di sentirsi dei proprietari è molto bello. Proprietario di una cosa usa e getta non ce la fai, non ce la fai, per cui io di una bottiglietta di plastica non mi sento proprietaria, di questa borraccia mi sento proprietaria. A Fresco una me l'hanno rubata, ci sono rimasta molto male. Quindi se mi avessero rubato la bottiglietta di plastica non mi interessava minimamente. Rispetto al discorso dell'LCA, per capire, io ho cercato speravo di non aver fatto troppa confusione, perché effettivamente sono temi estremamente complessi, per cui decidere, ok, sostituiamo tutta la plastica con il vetro, no, è sbagliato. Chi dice che è sbagliato o chi ci dice che è giusto? Uno dei pochi sistemi che abbiamo sono questi life cycle assessment, sono degli studi fatti da degli ingegneri sulla base degli standard prestabiliti, sulla base di determinati database, per cui riescono a comparare un prodotto e un altro e capire quale dei due funziona meglio da un punto di vista di tutta una serie di parametri. Mi pare che ci siano 8 parametri da verificare: eutrofizzazione dei mari, acidificazione, non so, forse tu ti ricordi meglio gli altri. Con voi sono tanti componenti diversi, io non riuscirei mai a fare un LCA, non ho questa competenza, però in quanto informatrice mi sono informata sugli LCA e si possono fare molto bene, si possono fare molto male, si possono fare in modo tale che esca esattamente quello che vuoi ottenere, quello che vuoi dimostrare, per cui purtroppo io non so, più che non riesco a offrire nient'altro che complessità, quindi l'obiettivo mio della mia divulgazione, della mia scrittura, del mio lavoro sui social è cercare di non dare tante risposte, ma di stimolare le domande, e questo per me è sempre importante, ci poniamo tante domande, non diamo mai nulla per scontato. Grazie, penso che
porsi domande sia essenziale, no? Cioè quello che ci guida. Comunque alcuni input mi pare che siano emersi, e mi piace molto sottolineare quel prendersi cura, no? Che sta nell'esserci da lì, cioè prendersi cura. Chi si prende cura di qualsiasi cosa non può che voler bene, quindi non può che voler bene al pianeta, non può che voler bene a se stesso e al mondo che ci circonda, e quindi un apporto lo potrà dare, sempre però in questa dimensione che noi facciamo un pezzo e magari purtroppo non riusciremo a vedere il risultato finale. Immagino che molte siano le curiosità che vi sono sorte. Se le volete esprimere con domande sintetiche a cui loro poi risponderanno, questo sarebbe il momento per poter fare eventualmente un giro di sala, altrimenti io ho ancora qualche curiosità, però volentieri cederei la parola se ci sono gli interrogativi. Buonasera, intanto grazie per l'intervento. Volevo fare una domanda. Il signor Zagaria prima aveva parlato di reti di canapa. Oltre ad essere comunque un componente eccezionale per la fibra tessile, mi era capitato di leggere un articolo sul fatto che la canapa avesse un potere sequestrante di CO2 molto superiore addirittura rispetto a quello di una foresta, parlando per ettaro. Anche confrontandolo con alcuni rapporti dell'IPCC effettivamente risulta corretta questa cosa, cioè una foresta sequestra dalle 2 alle 5-6 tonnellate di CO2 equivalente, mentre una piantagione di canapa ne può sequestrare anche 15 per ettaro. Oltretutto esistono anche delle varianti geneticamente modificate per avere delle foglie più chiare, quindi più riflettanza, quindi immagazzinare meno calore nel sistema. Cosa pensate della canapa come sia aiuto per il sequestro di CO2, sia come sostituto per la plastica, in generale come potenziale per combattere il cambiamento climatico? Vado io, rispondo. Farei un giro se ci sono altre due domande. Vogliamo 2 o 3 domande al massimo. Allora, volevo chiedere al dottore Zagaria se ci può parlare del progetto Splash che è in corso, mi sembra in Liguria, che prevede un monitoraggio delle acque marine e vede assieme, mi sembra, la Liguria, l'Italia e anche la vicina Francia, proprio per questo fenomeno così diffuso. La plastica pervade un po' tutto. Io porto una piccola esperienza personale. Anni addietro facevo parte di un consorzio di bonifica e nell'assemblea c'erano assieme sia gli operatori, quindi agricoltori e amministratori. Ricordo il grido di dolore e lamento da parte di alcuni agricoltori che si sono accorti che tramite l'irrigazione parte dei componenti di plastica, dei manicotti che venivano usati per irrigare l'acqua, ecco, venivano poi, perdevano, ma dei pezzi neanche tanto piccoli, e poi venivano ritrovati nel corso delle lavorazioni del terreno. Per cui pensiamo, magari non mangiando alimenti umani che si sono nutriti, però rischiamo a nostra volta di imbatterci anche nella verdura. Ecco, una domanda invece volevo porre alla dottoressa Nicoli. Uno dei tanti conflitti che attraversano l'Europa, che quindi è ben poco di unitario talvolta, è quello che riguarda il futuro degli imballaggi e dei rifiuti derivanti dagli imballaggi. Allora, da un lato abbiamo coloro che magari, come il commissario europeo Frans Timmermans, sono schierati a favore del riuso del materiale di plastica, mentre per quanto riguarda l'Italia, che in questo e assieme a altri paesi europei sta prevalendo, diciamo, il riutilizzo, anche perché negli anni sono stati fatti passi da gigante per investire nella filiera, a cui faceva riferimento lei, della raccolta differenziata, ma anche nelle nuove tecnologie, per cui riciclando, voi avete in parte smentito anche usando un termine più evoluto, più realistico, ecco, però riciclando sembrerebbe che si riesca a comporre della plastica che ha sempre meno componenti della plastica, diciamo, vergine, che deriva dal petrolio. Ecco, se questo è vero oppure è da ridimensionare, oppure molte volte può essere semplicemente un discorso di lobby. Abbiamo visto anche la degenerazione delle lobby europee, però pensiamo che tante volte lo spingere in una direzione o nell'altra tiene conto magari di una tecnologia, di un tipo di attività economica
che c'è già alle spalle del paese magari che propende per un tipo di scelta piuttosto che un'altra. Perché se guardiamo, entrambi sono soluzioni green, riuso, riciclo. Ecco, però al di là dell'aspetto lessicale, diciamo, c'è una differenza abissale tra l'una e l'altra, quindi dobbiamo spingere per il riuso dei contenitori, magari fatti con plastiche durevoli, ecco, che abbiano un ciclo di vita di un certo tipo, oppure se dobbiamo continuare con la raccolta differenziata e quindi anche con la produzione di nuove plastiche. Grazie. Mi fermerai per questo giro, mi fermerai Qui, allora, mi fermerei qui per questo giro. Allora, Zagaria, canapa e progetto Splash. Sì, dunque, allora, per quanto riguarda la domanda sulla canapa, dunque, la canapa è un materiale molto interessante, adesso ne stanno facendo, come dire, se ne sta facendo un gran parlare, ecco, ci sono tantissimi studi, tantissime applicazioni. Per quanto riguarda l'aspetto di sequestro della CO2, quindi quando si parla di sequestro vuol dire appunto che è quell'operazione che mettono in campo, no, diciamo così, i vegetali, le piante, attraverso la fotosintesi riescono a fissare il carbonio, quindi a toglierlo dall'atmosfera, quindi ci fanno un grande regalo in questo senso, che noi però ripaghiamo loro con alti tassi di deforestazione. Il punto, forse quello più importante da tenere a mente, è come dire, l'equazione piantagione-foresta. Ci andrei un po' cauto su quello, nel senso che come dire, non perdiamo i pezzi guardando un solo obiettivo, nel senso che va bene il sequestro della CO2, la CO2 è uno dei principali problemi che abbiamo a livello globale, però attenzione, perché una foresta rispetto a una piantagione ha una complessità, soprattutto anche biologica, di biodiversità, che una piantagione non avrà probabilmente mai, quindi attenzione a metterle sullo stesso piano. Avevo letto anch'io degli studi sulla canapa, sulla capacità di sequestro, non ti so dire di più su questo aspetto, però appunto in generale direi che forse bisogna andarci cauti, perché da lì a poi fare il passo più lungo della gamba, andare a parlare di piantagioni di qua e di là, che siano poi anche meglio delle foreste, insomma bisogna andarci cauti. È ovvio che se ho un campo che può essere piantato a canapa e che dà delle prestazioni migliori anche da quel punto di vista rispetto a un altro vegetale che può essere piantato lì, perché no, voglio dire, quindi ottimo. Per quanto riguarda l'applicazione delle reti, sono stati fatti vari studi anche in Puglia, mi pare, sull'utilizzo della canapa, che, come dire, richiama, come dicevo prima, i materiali che si utilizzavano una volta, no, per fare le reti, perché ovviamente le plastiche non c'erano, e che quindi possono essere più come dire, migliori da un punto di vista ambientale. Il punto, per esempio, nasconde però delle insidie, perché se parliamo di ghost fishing, di pesca fantasma, come l'abbiamo definita prima, anche una rete di canapa continua a rimanere una rete di canapa. Se poi la libero in mare, ovviamente non sarà durevole come una di plastica, però comunque lì rimane, ecco. Quindi non so se ho risposto, ho detto 2 o 3 cose, poi io comunque poi sono qua dopo, se vogliamo scambiare 2 parole sul tema io ci sono senza problemi. Sono rimasto invece sono impreparato sul progetto Splash, che non conosco francamente, del Mar Ligure. Posso dire, andrò a informarmi, perché insomma l'ho detto prima che mi interessa il Mar Ligure, ma questo progetto non lo conosco. Sul Mar Ligure si può dire che è un mare da questo punto di vista, quello della plastica, è un mare molto delicato, proprio perché i più alti tassi di microplastiche presenti in mare, in generale di oggetti di plastica recuperati dalle navi che studiano queste cose, sono tra i più alti del Mediterraneo, quelli concentrati fra il Mar Ligure e il Mar Tirreno settentrionale. Questo ha anche una spiegazione scientifica, perché in quei punti lì, quelle zone di mare lì, sono delle zone di mare dove avviene una sorta di concentrazione, no? Soprattutto anche di nutrienti. Non a caso sono le zone dove per esempio c'è il famoso santuario dei cetacei, no? I cetacei sono lì per un motivo, non perché gli piace il Mar Ligure, gli piace il Mar Ligure perché c'è moltissimo nutrimento. Questo nutrimento, grazie a fenomeni, adesso non stiamo a entrare nei dettagli, si concentra soprattutto in quella zona, no? L'aspetto curioso è che si concentrano anche le plastiche, no, in questa zona, quindi c'è una sorta di, anche lì un cortocircuito nella zona forse dove c'è una delle, come dire, situazioni migliori anche da un punto di vista della biodiversità e della presenza di anche grandi animali marini. Abbiamo la più alta concentrazione di plastica, e quindi poi da lì tutte le notizie di cetacei trovati con pezzi di plastica nei loro stomaci. Sul progetto Splash mi informerò, perché non lo conosco, quindi non mi metto a parlare di cose che non conosco. Grazie comunque delle domande.
Nicoli, allora conflitto sul futuro degli imballaggi, no? Mi pare in sintesi riuso o riciclo? Riuso o riciclo. C'è un enorme dibattito, attualmente io poi faccio riferimento a una serie di esperti in materia soprattutto di riuso che sostengono che i discorsi che fa l'Italia sono ridicoli, però non so entrare nello specifico. Quello che posso dire è che l'Europa sta andando nella direzione del riuso, soprattutto perché l'obiettivo è sempre cercare di limitare il rilascio della plastica, almeno fare da capofila della limitazione del rilascio di plastica nel mare, cioè nel mare, non è che la rilasciamo nel mare, la rilasciamo per terra, finisce nel fiume finisce nel mare. Chiaro che non siamo... noi europei siamo un nulla rispetto a tutto il resto del mondo che è buttato tonnellate di nostra anche plastica nel mare, però perlomeno fare da capofila per avere il meno materiale possibile che finisce nell'acqua, per cui se noi andiamo a insistere solo ed esclusivamente sulla questione di riciclo non risolviamo questo problema del rilascio delle materie nella plastica. Ovviamente qua deve essere fatto della materia plastica nell'ambiente, ovviamente questo deve essere fatto un lavoro di cultura per cui nessuno deve osare neanche davanti alla porta di casa buttare un pezzettino di carta del pacchetto di sigarette, cioè nessuno deve, cioè bisognerebbe fare delle mega multe perché se qualcuno viene visto rilasciare qualunque cosa microscopica nell'ambiente. Questo è ovviamente anche un cambio di cultura. Il discorso tra meglio il riciclo o meglio il riuso bisognerebbe fare appunto degli LCA, ci sono, nel movimento del riuso ovviamente hanno fatto tutta un'analisi, anche una raccolta di vari studi a riguardo e viene fuori che è molto meglio il riuso di ogni punto di vista. Però anche lì dipende molto dalle circostanze, dipende da quanti chilometri fa il prodotto per essere lavato ed essere restituito, dipende da tutta una serie di parametri, per cui anche lì bisogna fare le cose con criterio, non è che ok il riuso è bene, il riciclo è bene o male, bisogna un attimo contestualizzare tutte le varie cose. I dibattiti che vengono fatti in politica in Italia riguardo a questi temi sono a mio avviso vergognosi, anche perché a livello europeo se ne sta parlando da tantissimi anni di questi temi. L'Italia viene fuori sempre così come dire ma dai, adesso, io non sono preparata, ma sì, ma perché dovevi prepararti prima? si parla anche di riconversione delle aziende, ci sono un sacco di nuove filiere che possono nascere, non è che bisogna continuare a fare sempre le stesse cose. E poi mi accendo, mi agito. Grazie. Ci sono ancora domande? Passiamo ancora. Qualcun altro vuole fare delle domande? È aperto. Allora, se possiamo, chiedo alla regia, diciamo così, possiamo ancora prendere 5 minuti? Ecco, chiedo solo, ma una sollecitazione che mi è giunta da quest'ultimo discorso, a proposito, cioè se sono pensabili, dato che è un tema complessissimo che abbiamo visto, anche nel proporre delle soluzioni che siano positive, se è pensabile una, come dire, soluzione a geometria variabile, cioè di fronte a un argomento così complesso è possibile pensare che solo il riuso funziona, che solo il riciclo funziona? No. Mi ha fatto scattare questa riflessione quello che ha detto, dipende per esempio nel riuso, se io devo lavare, per lavare l'oggetto che devo utilizzare, devo fare 50 km e ci metto e ci impiego la benzina, è chiaro che non funziona più. Allora, è pensabile soluzioni di comunità, soluzioni di territorio, perché ciò che magari è possibile a San Daniele non lo è possibile a Bolzano, lo sarà difficilmente definibile a Torino, in una città. Cioè è possibile che ci siano di fronte a un problema complesso delle soluzioni che non sono generali, ancorché soluzioni generali su scala è chiaro che le rendono diciamo anche forse più facilmente applicabili, però a un problema complesso forse è possibile dare una soluzione unica. Non so, chiedo se questo potrebbe essere anche uno scenario a cui dovremmo magari allenarci.
Assolutamente sì. È che ci piace avere la soluzione facile, gli slogan, il marketing che ci dice che quella è la soluzione. Non esiste la soluzione, non si può, non è realistica purtroppo. Ci piacerebbe tanto, però non è assolutamente realistica. Per cui bisognerebbe avere, a proposito di cultura, diffondere sempre di più la cultura della complessità, la cultura del contesto, la cultura di un pensiero integrato, un'ecologia radicale, un pensiero olistico, anche se non mi piace questa parola, però un pensiero che integri, ecco, integrato è più bello, che integri tutta una serie di dimensioni, il discorso che facevi anche tu prima. Dobbiamo pensare a quello che ci sta dietro, a quello che è stato, al passato, o non solo al futuro, non solo al presente, ma a pensare in maniera complessa a un problema. È difficile, a me piace tantissimo personalmente, non penso di essere l'unica che non vuole soluzioni, non è che non voglio soluzioni facili, è che non ci sono soluzioni facili ed è estremamente stimolante trovare delle soluzioni adatte al contesto in cui devono essere applicate. Su questo aggiungo un'ultima cosa, forse vi sarà capitato di leggere negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, la notizia che il buco dell'ozono si sta definitivamente richiudendo e che è previsto che si chiuderà nei prossimi anni, no? Il buco dell'ozono è stato uno dei primi grandi problemi ambientali globali, no? Era insomma, alla fine negli anni 80, 70 se ne è parlato, poi c'è stato alla fine un protocollo, il protocollo di Montreal, sono stati messi al bando i CFC, che erano quelle sostanze che andavano a mangiucchiarsi poi il buco dell'ozono, diciamo così, e avevano creato il problema. Questo è un ottimo esempio di una soluzione che ha, cioè come dire, un problema e una soluzione, nel senso che è bastato, e poi comunque c'è voluto un protocollo a livello internazionale, bandire quel genere di sostanze per risolvere, e attenzione, ci sono voluti comunque 30 anni per arrivare alle prime evidenze che la situazione sembra ormai palesemente risolta, per risolvere questo problema, ok? Tanti altri problemi ambientali, chiamiamoli così, che ci sono oggi, non possono essere risolti con questa risposta univoca. I cambiamenti climatici, le plastiche, la crisi della biodiversità, sono problemi, come abbiamo detto tante volte stasera, complessi, che non si possono risolvere con una soluzione. E proprio per come dicevamo adesso, proprio perché, come dire, il mondo, il nostro pianeta, che non è nostro, anche qui, tendo a dirlo sempre, ma non è nostro, come dire, non ha tantissime migliaia, miliardi di situazioni locali specifiche e quindi bisogna trovare delle soluzioni. Questo è un vecchio problema, una vecchia discussione, quella del ma dobbiamo agire a livello locale o dobbiamo agire a livello globale per risolvere questo genere di problemi? E beh, la risposta, come tante volte in questi casi, è da tutte e due le parti, le direzioni devono essere ambedue le direzioni, cioè si deve arrivare sia a una visione globale, perché i grandi interventi, per esempio sul clima, sulle emissioni, devono essere di tipo globale, perché se no non andiamo da nessuna parte. Altre cose invece bisogna andarle a risolvere sul campo, diremmo così, no? Andando a vedere qual è la situazione. E magari chiuderei con questa, l'ho letta tanti anni fa in un libro, non so più neanche quale, non saprei neanche più citarlo. Era una sorta di battuta, no? Perché nei report internazionali, nei discorsi di questo tipo di solito si scrive socio-ambientale, problemi socio-ambientali. La battuta in quel libro era, beh, dovremmo forse iniziare a capire che quel trattino non va messo, no? Cioè sono problemi socio-ambientali, tutto attaccato, per dare l'idea che sia una cosa integrata, no? Ormai non credo si possa più parlare, l'abbiamo dimostrato stasera con il discorso sulle plastiche, che la plastica non è un problema ambientale, è un problema sociale che ha poi dei risvolti molto importanti e molto dannosi sull'ambiente. Quindi noi, insieme a quella che una volta veniva chiamata la natura, la differenza non c'è più, spero che ormai sia chiaro. Bene, allora grazie a Elisa Nicoli e a Danilo Zagaria e naturalmente anche a questo pubblico così attento e partecipe.